Il 25 marzo del 1305 veniva consacrata la Cappella degli Scrovegni. Presente Enrico Scrovegni, il committente che in questo gioiello dell'arte trecentesca vi è sepolto, e Giotto che con maestria aveva realizzato gli affreschi che oggi sono patrimonio dell'umanità. In occasione dell'anniversario dell'inaugurazione della cappella, il comune di Padova ha deciso di far ripartire per i visitatori le aperture serali che erano state sospese a causa del Covid. C'è un'antica tradizione, il 25 marzo la cappella torna ai padovani, quindi ci saranno dei momenti liturgici importanti, ma quello che è importantissimo per tutta la comunità e i turisti, verrà finalmente riaperta di sera la cappella. Per l'intera giornata del 25 marzo inoltre si potrà visitare la cappella al prezzo simbolico di €1. Per quanto riguarda le aperture serali si potrà entrare dalle 19, ultimo turno alle 21:20, e si potrà sostare anche 40 minuti. A gestire il servizio notturno la cooperativa sociale Giotto. Noi siamo orgogliosi, ci chiamiamo Giotto proprio in onore del pittore e di questa opera che ha lasciato a Padova, quindi non ci può che far contenti come cooperativa, ma soprattutto tutte le persone normodotati e svantaggiati che in qualche modo parteciperanno all'apertura serale, alla fruizione di questo bene. Il 25 marzo inoltre la ricorrenza dell'Annunciazione, la cappella diventa anche luogo religioso. Il 25 marzo è la festività dell'Annunciazione, quindi per questa occasione la cappella diventa un luogo sacro, quale è sempre stato, e verranno celebrate 2 messe in 2 orari diversi la mattina, proprio per sottolineare anche il valore religioso di questo luogo.